Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è l'eterno ritorno di una storia dell'orrore. Questa volta l'orrore avviene a Monaco di Baviera, dove un attentatore si è lanciato con una macchina sulla folla, 28 persone ferite, alcune gravissime. Tra questi gravissimi che stanno lottando tra la vita e la morte c'è un bambino di 2 anni. E c'è un uomo fermato per questa atrocità, un afghano di 24 anni, Farhad N. Puntato, lo danno le agenzie di stampa, nato a Kabul nel 2001, arrivato in Germania nel 2016. La sua storia è l'ennesimo micro, per modo di dire, perché le tragedie innescate sono macro, micro paradigma del grande abbaglio culturale europeo e del buonismo europeo degli ultimi lustri. Anzitutto, secondo l'agenzia tedesca DPA, proveniva dall'Italia. Anche questo è un aspetto che ovviamente bisognerà chiarire. Comunque arriva in Germania, presenta una domanda di asilo che gli viene rifiutata nel settembre 2017, 8 anni fa. E quindi già nel 2020, perché diventa maggiorenne, viene raggiunto da un decreto di espulsione. Questo decreto ovviamente non viene mai ottemperato, perché nel frattempo, non so in base a quale contorcimento logico e burocratico, gli viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo. Ahimè, pleonastico dirlo, ma invece diciamolo, perché spesso sono i dettagli occultati dal mainstream. Questo afghano pubblicava sui social contenuti a chiaro sfondo islamista, a chiaro sfondo di Islam ideologico e fondamentalista. Questo è quello che è avvenuto a Monaco. Purtroppo il copia e incolla di analoghe scene dell'orrore avvenute in molte città europee negli ultimi 25 anni. Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, senza diciamo accorgersi della tragica ironia o autoironia, ha chiesto il rimpatrio immediato subito dopo il processo. Qualcuno deve avvisare il signor Scholz che è lievemente in ritardo sulla storia e sulla cronaca in questo caso, perché la storia di questo criminale islamista, a quanto pare, è la sintesi del gigantesco abbaglio, della gigantesca colpa, perché quando sei classe dirigente un abbaglio di questi termini è una colpa, di tutti i Scholz d'Europa. È un esempio di dove porta il non controllo di fatto delle frontiere, il non contrasto di fatto all'immigrazione clandestina, la sottovalutazione del grande tema culturale dello scontro di civiltà, che poi diventa un tema fisico, per cui se tu sei in giro nelle strade di Monaco ti vengono addosso con la macchina, e insomma il gigantesco abbaglio da cui proveniamo, che non ha voluto vedere la realtà. Adesso la realtà purtroppo si sta imponendo, tant'è che i sondaggi per le imminenti elezioni tedesche danno il partito di Scholz a percentuali infinitesime rispetto alla sua storia, e per fortuna, perché quelli come Scholz hanno fallito. Purtroppo, se accadono queste scene nelle città tedesche ed europee, è perché quelli come Scholz con le loro politiche hanno creato le condizioni per queste scene. Quindi ci auguriamo che quelli come Scholz non tocchino mai più palla e che finalmente tutta Europa, come sembra stia avvenendo, condivida le esigenze basilari di tutela dei propri cittadini, di contrastare l'immigrazione clandestina, espellere chi non può stare sul suolo europeo e di non arretrare di fronte alla minaccia dell'Islam fondamentalista, davvero ora o mai più. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo